mio rapporto col vino inizia sin dalla nascita, infatti io spesso dico sono nato nel Falerno. Sono nato nel Falerno perché papà è uno dei produttori storici di questo vino, tanto decantato nella antica Roma, ed è una famiglia che da 5 generazioni si vive di vino e si occupa di vino. Papà, quando appunto annusava il bicchiere, lui lo assaggiava, lo passava a me, ma penso a 5, 6, 7 anni già, e mi faceva annusare e diceva cosa senti. E in questo cosa senti io avevo un senso di smarrimento totale, perché dici che significa cosa senti, che posso dire a lui cosa senti. E poi col tempo ho capito che era come dire, un rituale di iniziazione. E negli anni poi la scuola enologica, alla scuola di enologia, ho cercato di riflettere su quel cosa senti e di capire quel cosa senti. Ma forse sarà proprio questo che poi alla fine con l'università mi ha portato allo studio dei profumi e degli aromi. Il respiro del vino è la parte più importante del vino, cioè il suo profumo, perché un vino senza profumi per me è un vino morto, e quindi un vino che non respira e quindi non può comunicare nulla di tutto ciò che il vino deve comunicare agli appassionati nel mondo. Questa diversità di contesti pedoclimatici ha fatto sì appunto che gli uomini nelle diverse zone negli anni hanno portato avanti dei vitigni perfettamente ambientati nei vari contesti pedoclimatici, quindi di fatto effettivamente è l'Italia il paese del vino a livello mondiale. Ho sempre cercato poi col tempo di ritrovare una vera e propria bellezza nel vino. Penso che sia una delle cose più belle e più intelligenti che ha creato l'uomo per comunicare un territorio, uno dei più potenti ambasciatori di un territorio, perché dietro al vino appunto ci sono i territori di origine, c'è la cultura, ci sono gli uomini, c'è una vigna che viene coltivata e c'è appunto un progetto preciso. La magia qual è? C'è una parte della comunità scientifica che cerca di capire quali sono le molecole odorose, perché generano una determinata percezione olfattiva e spiegare perché l'uomo appunto riconosce alcuni odori e poi come si formano, come reagiscono tra di loro, in quale momento si formano, come appunto evolvono nel tempo, come resistono nel tempo, in che modo attraverso il loro riconoscimento è possibile appunto risalire alla varietà di uva o alla vigna che ha dato quel vino, e dall'altro lato invece c'è un mondo intero di appassionati di vino che rota il bicchiere e ovviamente c'è questo aspetto magico che è proprio del vino.